buongiorno, oggi siamo con Marco Sara che ci parlerà della sua azienda e delle caratteristiche della sua azienda e del territorio in cui produce i suoi ottimi vini. Buongiorno, praticamente io sono Marco Sara, ho una piccolissima azienda a Savognano del Torre di 7 ettari che la conduco con mia moglie. Savognano del Torre sono delle colline nella parte più occidentale dei colli orientali del Friuli, dove ci sono delle condizioni climatiche particolari legate a una buona freschezza, una zona che piove abbastanza, e questo si ripercuote molto bene sui vini, nel senso che vengono dei vini con vengono dei bianchi con buona freschezza, vengono dei rossi che hanno una matrice speziata che è legata alle zone fresche. Si lavora in questa zona qua con dei vitigni autoctoni che sono il Tokai friulano in primis per quanto riguarda i bianchi, e poi abbiamo praticamente un vino importante che è il Picolit, che fa parte della storia del nostro territorio. Io sono un'azienda che fa bio da una quindicina d'anni, territorio un pochettino difficile per il bio, però che si riesce a fare delle buone cose. E così, questo è un pochettino insomma il sunto stretto un po' di Savognano del Torre, di quello che si cerca di fare. Ci parlavi della tua produzione bio, la lavorazione nella tua azienda come avviene? Allora, bio a Savognano del Torre significa fondamentalmente collina, perché in una zona dove piove molto le colline fanno la differenza, e se vai anche un po' indietro nel tempo ti rendi conto che la viticoltura prima degli anni 60 esisteva solamente in collina, perché di fatto lì, oltre a delle condizioni più buone per la pianta per crescere meglio, dà anche dei vini proprio così chiamati di territorio, di terroir, perché è nelle colline che si trova la ponca, che dal punto di vista agronomico è in sostanza il tipo di terra ideale per fare dei grandi vini, sostanzialmente, che sono queste marne arenarie a tessuto argilloso, dove si creano le condizioni ideali perché la vite cresca bene, ci sono delle condizioni ideali perché ci sia un buon drenaggio del terreno, che come dicevo prima è importante nelle zone che piove molto. Ringraziamo Marco Sara per il suo intervento. Grazie a voi, grazie a voi.